L'autunno sarebbe nero se noi ritornassimo con un lockdown, allora sarà un autunno sicuramente nero. Come ho detto prima, io spero veramente che tutti seguano quelli che sono i consigli che sono stati dati circa il come comportarci. Non ha la sfera di cristallo la numero uno degli industriali di marca, ma una certezza c'è, o meglio un auspicio: non si può e non si deve tornare indietro. Un'altra quarantena per l'economia sarebbe un disastro. Se il futuro resta da decifrare, il presente è in chiaroscuro, il manifatturiero è partito, ma gli scenari internazionali sono mutevoli. Non è che vediamo un unico modo di reagire di fronte al Covid da parte dei mercati piuttosto che da parte dei singoli settori, e qui si va un pochino alla giornata, ecco, però noi ci siamo, questo sì. Insomma, si naviga a vista e il timoniere, in questo caso il governo, non sembra per Piovesana avere le idee del tutto chiare sulla rotta da intraprendere. Abbiamo denunciato più volte di come ad oggi ancora siamo in difficoltà e non sta arrivando veramente quella che deve essere una visione. Io penso che oggi le imprese, la cosa più importante delle quali ha necessità, ma un po' tutti noi, è proprio quella di capire in che direzione vogliamo andare. Per il momento Piovesana, che con il rinnovo dei vertici è diventata vicepresidente nazionale degli industriali, chiede di evitare toni di eccessivo allarme. Anche la fiducia in economia, pare di capire, ha un suo peso specifico. Io penso che oggi comunque sia serva avere prudenza ed avere pazienza, cioè preoccupare eccessivamente le persone io penso non sia il caso.